partiamo dal titolo. I pessimisti non fanno fortuna. Qui siamo nella casa, diciamo così, del Consorzio Garbi Treviso Pelludi con diretti che ci ospitano, dove le sfide non mancano, loro le abbracciano davvero. Beh, è un po' la storia dei Veneti, la storia di Astoria, di Giorgio Polegato, dei suoi fratelli, che solo i pessimisti non fanno fortuna. Se chiedessimo al presidente Polegato quante difficoltà ha avuto nella sua vita imprenditoriale, direbbe, bah, ha piovuto anche, non c'è sempre stato il sole. E quindi è la storia di chi pensa che dopo la pioggia arrivi sempre sereno. Ed è anche uno stimolo, cioè soprattutto un messaggio che dobbiamo mandare ai giovani. Ecco, i giovani, lei dedica proprio un capitolo ai giovani e alle gioventù, insomma. Assolutamente sì, non è un paese per giovani, si intitola il capitolo, ed è la volontà di dire che noi dobbiamo innanzitutto smettere con questa narrazione di negatività. Sembra che l'Italia stia sprofondando e il resto del mondo vada alla grande, perché poi le storie personali, tanto è vero che ho anche finanziato una ricerca con Fondazione Nord-Est per capire non solo questa fuga di cervelli numericamente quanto vale, ma anche qualitativamente che cos'è, chi sono, che titoli di studio hanno, dove vanno, dove tornano, in modo tale che il fenomeno sia descritto bene. Non va negato, ma se ci vai per scelta è giusto che io ti dia una mano ad andare all'estero perché è formazione. Se ci vai per necessità devo capire quali sono i problemi.